Immaginate di scoprire che l'acqua che bevono i vostri figli è avvelenata da sostanze chimiche che restano nel corpo per anni. Per centinaia di migliaia di famiglie in Veneto questa non è fantascienza, ma realtà. È in questo scenario che nasce il movimento delle mamme No PFAS, genitori che raccolgono prove, denunciano pubblicamente la contaminazione e spingono le istituzioni a intervenire. La loro determinazione, insieme a quella del resto della popolazione che ha attivamente denunciato il fatto, contribuisce ad aprire il processo Miteni, il primo grande processo ambientale nazionale con oltre 300 parti civili. I PFAS sono sostanze perfluoroalchiliche usate per rendere materiali resistenti a macchie, acqua e calore. Vengono chiamati inquinanti eterni perché non si degradano né nell'ambiente né nel corpo umano. L'esposizione prolungata può causare problemi al fegato, alterazioni del colesterolo, patologie immunitarie, infertilità e tumori, soprattutto nei più giovani. La svolta arriva grazie al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Treviso, che ritrova alcuni documenti interni della Miteni che l'azienda aveva cercato di occultare e scopre che nel 2008 la Miteni aveva già chiesto di distruggere i risultati delle analisi sulla presenza di PFOA, singola sostanza specifica all'interno della famiglia dei PFAS, nell'acqua di falda a seguito di analisi di consulenti. In quel momento i livelli di PFAS erano 400 volte superiori ai limiti di sicurezza. Il verdetto del 26 giugno 2025 condannerà 11 dei 15 imputati per un totale di 141 anni di carcere, riconoscendo reati gravissimi come avvelenamento delle acque e disastro ambientale doloso. Tra gli imputati ci sono dirigenti di Mitsubishi Corporation, proprietaria dell'impianto dal 1998 al 2009, dirigenti di International Chemical Investors Group, proprietaria dal 2009 al fallimento, e altri dirigenti e tecnici di Miteni. Oltre 300 parti civili ottengono risarcimento per un totale di 75 milioni di euro. Il Ministero dell'Ambiente riceverà 56 milioni, la Regione Veneto 6,5 milioni e alle persone fisiche sono riconosciuti fino a 20.000 euro. La Regione Veneto, pur essendo risarcita, viene criticata per la sua lentezza. Pietro Comba, ex responsabile del Dipartimento di Epidemiologia Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità, racconta di aver predisposto uno studio sui PFAS nel 2016, ma la Regione Veneto non ha mai firmato l'accordo. La lentezza istituzionale è stata criticata anche perché la bonifica della falda non è ancora iniziata. La sentenza Miteni segna un precedente importante nella giustizia ambientale italiana, ma sul fronte della tutela della salute e dell'ambiente la partita è ancora aperta. Segui Padova Stories per non perderti gli altri episodi di Padova Crime, il format che approfondisce le storie criminali che hanno segnato la nostra città e l'intero nord-est.